Andiamo con il primo titolo. Allora, coronavirus e il mondo dello spettacolo. È un bel problema, effettivamente. Allora, tutti ne parlano del coronavirus, anche noi non possiamo esimerci da parlarne, però naturalmente A, non siamo dottori, B, non siamo tecnici, C, non siamo politici. Sì, però insomma, lo guardiamo da una prospettiva un po' particolare, che tutti sottovalutano. Però, visto che noi in questo settore un po' ci lavoriamo, ed è il settore dello spettacolo. Parte da un articolo fatto da DOC, la cooperativa musicale DOC. DOC è una delle cooperative più importanti, ricordiamo che ce n'è una importante, anzi un consorzio CIS anche a taglio di Po che annovera qualche centinaio di artisti locali, sì. E il DOC è forse la più grossa che c'è in Italia, di Verona eccetera, che tra l'altro tra i suoi soci c'è anche Diodato, quello che ha vinto. Allora, guardano il coronavirus da un punto di vista veramente dell'operatore dello spettacolo, perché chi non lo sapesse, specialmente in Veneto e in Lombardia, hanno chiuso tutte le attività spettacoli, per quanto riguarda fiere, addirittura il calcio, eccetera. Quindi c'è tutto un mondo che sconosciuto, che tutti sottovalutano e che effettivamente in questo momento è in ginocchio. Allora, l'impatto del coronavirus sul mondo dello spettacolo, vi leggo più o meno l'articolo in velocità, stanno causando in modo pesante le conseguenze dell'emergenza appunto le aziende che sono in questo settore, musicisti, tecnici del suono, tecnici video, eccetera. Nei settori artistici e culturali il rinvio o l'annullamento delle manifestazioni significa infatti una perdita di introiti senza nessun tipo di identità. Ecco, quindi se il coronavirus può servire a qualcosa è per mettere un pochino il focus su questo mondo dello spettacolo. Ricordiamo che a differenza degli altri lavoratori, i lavoratori dello spettacolo non hanno diritto alla malattia se hanno meno di 100 giorni di lavoro. Chi lavora in questo settore, noi due più o meno ci lavoriamo, però fare 100 giorni di spettacoli in un anno è fatica. Perché? Perché i giorni delegati sono il sabato e domenica di solito. Esatto, sì. La concorrenza anche venerdì magari. La concorrenza è spietata, quindi vuol dire che se uno è bravo, ma se proprio c'ha fortuna e bravura riesce a fare 100 serate, ma con difficoltà. Quindi vuol dire che due serate alla settimana. Vuol dire che gli altri 90% dei musicisti o degli artisti non lo fanno. Quindi non hanno accesso, avendo meno di 100 giorni di lavoro, ad un ammortizzatore sociale per perdita di lavoro e tra l'altro non hanno sostegni appositi, quindi cassa integrazione e altro. Se il coronavirus può servire a qualcosa è da fare un pochino, mettere la lente di ingrandimento su questo settore che, come ripeto, è uno dei settori importanti perché c'è tanta gente che ci lavora, però è sempre sottovalutato. Quando ti trova uno e gli dice che lavoro fai, io vado a suonare, ti risponde sì, ma di lavoro cosa fai? non capendo che dietro c'è studio, c'è immobilizzazione, bisogna spendere soldi per le attrezzature, certo, eccetera. Ore, perché adesso chi va a suonare parte alle 5 del pomeriggio e arriva a casa alle 5 di mattino. Ma questa è un'altra storia. Quindi approfittiamo di questo momento tragico e particolare del nostro Stato anche per fare il focus su uno dei settori che implica centinaia e migliaia di persone e che sono sottovalutate. Vabbè, questo era un aspetto che nessuno l'ha tirato fuori. Sì, che era giusto mettere un po' alla luce, perché molti non pensano a queste cose. Esatto. Però effettivamente anche fare la seratina nei vari locali, come siamo abituati a fare noi, insomma, nel nostro piccolo. Perdi 3 serate, vuol dire aver perso un terzo del tuo guadagno. Esatto, sì, questo è un danno sicuramente. Vabbè. Allora, dai, il primo argomento è andato, ci sentiamo tra pochissimo ovviamente per il secondo.